Sei mai stato in Cina? Boh, dai, neanche io per dire la verità. Però ho visto a New York, una città dove che con i suoi 20 milioni di abitanti, più di 10 milioni alle cinesi. Buondì, io sono Mary Jane, una furlana a New York e voi ossin dal cur di Manhattan a Chinatown. Us porti a conoscere un po' il quartiere e mangiare qualche golosetta insieme. I cinesi hanno attaccato ai migranti dagli Stati Uniti verso la metà del 1800, ai temps de corse all'aur. E ieri indopras come forse lavora a bas cost per far su ferradis, fin quando che la rete ferroviaria non è stata definita e gli minieri d'aur non hanno esaurito il prezioso metallo. Da spo i migranti cinesi hanno attaccato a rendisi disponibili per altri lavori con pais poi bassi e condizioni spies di che stai blancs. Per questo motivo sono stati chiappati smicchie di violenze dai stessi blancs, che pensavano che i cinesi rubassero il loro lavoro. Così le comunità cinesi si sono sparniciate in le grandi città dall'est della nazione, che hanno tanto lavoro in le lavanderie a mano e nei ristoranti. La cucina cinese è una parte fondamentale della cultura di New York. Allora andiamo in un ristorante di Chinatown a cercare qualche piatto. Prima di tutto hai ordinato una delle robe più buone di Chinatown. La masanetta con la scusa tenere, la molecchia. Mangiare e morire. E è una masanetta che si chiappa appena che ha cambiato la scusa. Si fa su in pastelle e si fa sfrisi. Un po' come le moeche delle lagune venete, il dente è tenero, cremoso e saurito, il fur biel croccantin, con gli stalpi che sono per da buon mangiare e morire, perché che orplassi il mangiare crostolino. La cucina cinese è un po' come che forlane, non si butta via nie. E allora anche chi si chiata in gli stalpi di ghialine, che vengono stufati ste salse di soie, paste coi fasui ros fermentati e salse di ostrighis. Sono buone! In Cina gli stalpi di ghialine applasen così tanto che poden costare poi de chiar di polecci. E gli tutte di rosdeo. Tai ultimi signs è attaccata in portali stai Stati Uniti, dove che in vestita sono considerati su un scar dal poleccio. Dai primi signs di immigrazione, i cinesi hanno patito odio e violenze da bande da americani. La discriminazione di razze verso loro era così grande che il governo ha scugnuto metti un blocco all'immigrazione cinese in Stati Uniti. Dal 1882 al 1943, neanche le femmine e i figli da immigrati cinesi potevano unirsi con i loro uomini e paris. Intanto la Chinatown di New York si era mettuta ad un dal Lower East Side di Manhattan e per via di discriminazione di razze e di autosegregazione dai cinesi si era creata una sorta di cittadina autosufficiente con una sua economia e dai servizi di queste. Pineapple bun with roast pork? Ninga cercialo. Pineapple pork bun. One pineapple bun with pork. Thank you. Questi paninuts tarons in plasti porcet e sono une vore d'opras in te cucina cinese come mirinde o anche come una gulezione svelte. L'impasta è un semplice pan di farine bianche che viene farcito dal miec, con porcit marinato, con la meal e con le spezie, e rostit dal fuoco. Poi si lutai a toccuz e si mistura con la salsa di ostriche.
Il paninut le costa dome $1.85. che è un presit ridicolo per Manhattan. La chiar è gustosa e sauride, la glace all'ananas è croccante e il sapore si sposa ben col purcit speziato. Ok, come ne mangiare il gelato? Chinatown Ice Cream Factory. A Chinatown si chiama un'evore il mangià tradizionale cinese, che ha le proprie tabielle. Però non è come il mangià tradizionale e sono anche robi poi modernis. Un dai questi che mi plasin di pui è la Chinese Ice Cream Factory. E ha un'evore di gusti, tan differenze di che per noi sono che tradizionali. Vueo provi sesam neri e tar. Taro. Tan buon. Che col sesam ha un buon sapore, quasi di noli tostadis e caramelladis. Dove un po' pui mareosut. Che il cuitar alle quel che mi plasti pui, perché che in bocche alle come vilut. Il sapore alle dolce e delicato. E che chi? Vi ricordai stai Mikado? Spero che il nostro giro per Chinatown usse di plasut. Come passi le parole ad arrogliato in Friul. Soi proprio curiosa di più di c'è sorte di robe strambe che si può smangiare dai nostri spaldis. Buon appetito, Doro! Aspetta però, Mary Jane, ascolta. Tu no? Che tu pensi doma mangiare. Ti plasares sapere c'è che si mangia di esotic ca in Friul? Si può dare sfevelare di tanti robis più o manco conosciuti, attaccati alle tradizioni esotichis de cucine in te lagune di Grau e Maran, o che stranissimis dal plan o dalla culina fin su paimons, in vin di ogni sorte. Tampardì, has tu mai sentito fevelare dal brovedar? No la brovade, un so cucin. Un golosec che si chiatta dome in te zone di Muec e dalla Val Resie. Ma c'è che lei parda bon il brovedar? Lo vin domandata a Rita, esperta in materie. Il brovedar è il raf quando alla fine della fermentazione, che si chiama brovedar. Ok? Allora non è le piante specifiche? No, non è la pianta specifica. Il brovedar è il raf, il ravut con tutte le foie, mettuto sotto acqua e sale, fatto fermentare. Il risultato di questa fermentazione si chiama brovedar. Ok? Dopo l'estate, diciamo, dopo viene lavorato, però il brovedar sarebbe il raf fermentato alla fine. Ok? Bene. Ma c'è mussi facile a gustarlo tal plat? C'è mussi cucine? Per chi ha le crute, si questi giunte ci vuole fagiui e se tu vuoi anche o polmonari o brovedar e vengono le minestre, che a moece gli servite tal pan, lavate le molene e mettete le minestre. Tu lo puoi mangiare anche in pagliele, così come contorno, sempre o col musetto o con qualsiasi robe. E invece per chi lo viene fatto non che le patè di brovedar con ai sui crostini. Semplice, pronti di mangiare così. Benon, ma sin in mont non volinno fevelare dal formari di malghe, dal lat di kestis bielis vacis stravacadis dal sorelli, la vaglie di solito si stravacchie. Ci accinghi il formaggio di castagna allora. Pete che ti conti, c'è mutka sia di gusta il ciucci, la creatura più preseade e... Pete, ma non sapevo c'è che il ciucci? Il formaggio di malga ha una peculiarità che ogni anno è diversa, dipende dal team, di troppo la plot, dal tipo di erba che mangia le svacche, no? Per chi ha un evore delicato. Allora, Alle particolari.
Bon, vi ho detto che sì, in zone, lì su finta preun, in te valade dal Tiliment, parlati a ta che è dal Teatro della Sete, che qui hanno fatto un bel progetto artistico, quasi un esperimento sociale. In un paese di manco di 300 abitanti hanno immaneato questi racconti raccolti, un contenitore di eventi, che l'ha portato su teatri, musiche, incontri di arte e di letture, e che è di lungo tutto l'anno. Questo lo hanno fatto in collaborazione con gli abitanti, con le proloco, il comune, la biblioteca, invitando tutta la India al paese che ogni grandi e piccoli a partecipare. Questa è una bella esperienza per far conoscere ai foresti i luoghi in monte e perché i dicenti per gustare spettacoli e eventi che vengono portati lì di int di lontano. Questo esperimento artistico al cer di rivitalizzare le piccole comunità dai paesi dall'Alte Val del Tiliment, cercando di tornare a mettere ad un le comunità dagli abitanti e per cercare strade nuove per tenere ad un la India al paese con proposte culturali adatte a questo ambiente. Io dice molto con le speraulis di Stefania e Anna Maria. Fa comunità a chi ha le magari chiattassi, che è l'unica osteria che ha in paese, no? E quindi sì, magari il momento di cultura alle vedute più impegnativo, no? Rispetto chiaramente agli eventi che si vanno a creare. Però è sempre un punto di partenza per far sapere che sì, si può fare tante robe. Questo volevo fare, no? Fa saltare fuori le persone dopo il Covid, fai stare insieme, fai fevelà. Sono ridotta la domenica di mattina che ieri è sempre stata la messa, no? Non è più la messa perché non è più il predi. Sì, è difficile, no? Mm-hmm. La domenica di mattina ho sicchiatin o lein con gli attori di Teatro della Sete e dopo fevelin insieme. O si sta sapere per via di un incontro un grun curioso, mi tutto ad un di due giovani, Natalie e Giulie, che vengono di Milano. Il lavoro si chiama Piante Pioniere e è un conte che si può ascoltare ogni dunque la sua scufe, in tal frattin che si chiamina su aiuto al paese. La prima immagine di Preone, l'immagine che ho in mente prima di prendere la macchina per arrivarci, prima di attraversarla, prima di fermarci qui, è la ricostruzione del disegno di una bambina. Siamo arrivati a Preone in un giorno di festa, un giorno di giochi all'aperto. Abbiamo mangiato un gelato per rinfrescarci e perché da qualche parte bisogna pure partire. La storia mi è piaciuta tanto e ieri dica mi ha dato molto di provare le emozioni delle persone che ti accaravano. Après, le più piccolo come la Tiarnia saranno sui 200 persone si rivingono in paese. Sì. Quando c'è una bisogna, un'alc, basta toccare una porta e è aperta. Si sta tutti insieme al di là dell'età, si chiatisi per fare le robe, è proprio famiglia, al di là da famiglia di sangue è una famiglia del paese.